fare in presenza per dare anche un segno di reale ripartenza non ce l'abbiamo fatta perché solo da qualche giorno l'auditorium di Udine della Regione è disponibile per la presenza, ma era un po' difficile organizzarlo, quindi ahimè spero per l'ultima volta lo facciamo da remoto. E per questo ringrazio INSIEL sia per la parte di organizzazione del webinar, anche per la creazione della piattaforma informatica attraverso cui fare la domanda. È stata una collaborazione molto preziosa visti i tempi. E dunque questo webinar verrà, altra informazione di servizio, registrato per poi essere caricato sul canale YouTube della Regione e appena possibile verrà caricato il link sulle pagine delle attività culturali, quindi lo potrete rivedere tutti i contenuti e ugualmente le slide che verranno proiettate, credo già oggi verranno rese scaricabili e quindi se vi perdete qualcosa lo potete recuperare. Dunque tutto il bando, la modulistica e anche il link per accedere alla piattaforma informatica di caricamento della domanda è già caricata, anche perché i termini si sono aperti già ieri, quindi trovate già tutto pubblicato e quindi da qui al giorno di scadenza del termine, che è previsto alle ore 16 in punto del 5 luglio, forniamo come sempre tutta l'assistenza, diciamo, di tipo tecnico amministrativo per dubbi, domande, quesiti attraverso le email e i numeri di telefono riportate nelle pagine, nella pagina web e poi invece per i problemi tecnici c'è sempre l'assistenza in SIEL fino all'ora e il giorno della scadenza. Nel introdurre i primi interventi avete visto insomma tutta la scaletta degli interventi. Nel corso del webinar cerchiamo di stare nei tempi, si possono porre le domande nella chat che vi è stata indicata, quindi chat di tipo, come dire, di richieste amministrativo-tecniche, diciamo sul bando. Noi in tempo reale cerchiamo di rispondere alle domande più facili, quindi di più immediata risposta, quelle che necessitano di un confronto interno, ci riserviamo la risposta tramite FAQ pubblicate sul sito e poi ovviamente è sempre aperto lo sportello di help desk per questi quesiti particolari. Vogliamo questa volta alla fine del webinar anche dare la possibilità di porre qualche domanda. Quindi dopo l'ultimo intervento c'è la possibilità di alzare la mano che trovate sulla barra in alto. Cercheremo di dare anche qui, vediamo anche quante domande verranno poste, di rispondere come sempre se la risposta è immediata e di facile risposta in tempo reale, altrimenti ci riserviamo un confronto interno. Era per iniziare a riprendere il dialogo con tutti gli interlocutori. A questo punto passo la parola all'assessore Tiziana Cibelli per una sua introduzione e un saluto. Buongiorno a tutti. Io vi rubo pochissimo tempo perché siccome è un bando diverso dai bandi cui siamo tutti abituati, voi come utenti e noi come gestori dei bandi, credo sia più importante che vi venga illustrato nelle sue parti tecniche e che possiate dialogare per sciogliere eventuali dubbi. Innanzitutto io devo ringraziare tutti i miei collaboratori perché credo che abbiamo fatto un bel lavoro per cercare delle soluzioni diverse per poter aiutare nel momento del ricominciamo, a me non piace il termine ripartenza, lo sto dicendo a tutti, nel momento del ricominciamo in modo concreto e che comunque lasci la giusta considerazione al merito. Io non amo i ristori, noi ne abbiamo fatto uno solo e secondo me era uno di troppo, ma eravamo nelle condizioni di dover cercare di dare una mano a categorie che erano state fino a quel momento ignorate. Altre categorie non hanno potuto essere aiutate perché le forme, le 1563 forme di lavoro censito, e poi c'è quello non censito, che abbiamo in questo paese hanno delle maglie che sono al contempo larghe e strette, tipo fisarmonica, nelle quali ogni tanto qualcuno non riesce a entrare o addirittura viene fatto uscire. Io li ringrazio perché abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro complesso che cerca di rimettere al centro
la capacità di proporre il progetto e quindi il merito, dopo che abbiamo passato una stagione da questo punto di vista, così come da tutti gli altri per la verità, del tutto infelice. Io spero che questo sforzo sia apprezzato, sono convinta in realtà, ma comunque devo dire che lo spero perché poi magari c'è qualcuno che invece preferirebbe un altro strumento. Spero che questo lavoro sarà apprezzato anche da voi, spero che come sempre ho imparato a vedere in questi 3 anni le progettualità siano forti nei contenuti e che ci sia quindi la possibilità di dare lavoro a delle persone che non hanno potuto lavorare nel corso dell'ultimo anno. Questo è uno degli obiettivi, non l'obiettivo, ma sicuramente uno degli obiettivi di questo bando. Ricominciamo con più convinzione dell'anno scorso, per una ragione elementare: abbiamo i vaccini e ormai quasi la metà della nostra popolazione è stata vaccinata e i risultati si vedono in termini di contagi, di ricoveri in rianimazione e di morti. Questa è una fotografia importante di quello che sta succedendo con la campagna vaccinale, e quindi ricominciamo anche con qualche possibilità in più di programmare e guardare avanti. Ecco, questo è uno strumento che può consentirvi di guardare avanti e di ricominciare con fiducia. Quindi buon lavoro a tutti. Del bando, ricordando che è un bando in realtà trasversale, che quindi intercetta sia le attività culturali che i beni culturali e le attività sportive. Quindi passo la parola alla dottoressa Manca. Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti. Noi con questo bando abbiamo cercato di rispondere a un'esigenza che ci aveva posto l'assessore, degli obiettivi, diciamo, che rispondono anche a sollecitazioni che ci sono venute nel tempo in tutto questo lungo periodo abbastanza fosco e grigio, per cercare di proporre un bando fuori dagli schemi, che abbatte le barriere tra attività, beni culturali e sport, e che quindi cerca di dare una risposta a chi voglia fare dei progetti di ripresa e di restart. Sto cercando di non dire ripartenza, assessore, lo noti, perché la cosa importante è di cercare di rispondere ai bisogni della società, nello stesso tempo anche a quelli degli operatori culturali e sportivi che, come ha già detto l'assessore, sono rimasti per molto tempo fermi o con attività palliative, diciamo, hanno potuto fare attività di tipo secondario rispetto alla loro principale occupazione. Per cui io riassumo gli obiettivi del bando, che poi saranno comunque riillustrati anche dal dottor Spadotto, ma con l'accento appunto agli obiettivi che la politica ha concordato anche con le parti sociali che si sono interessate a questo tipo di strumento. Uno degli obiettivi del bando è offrire occasioni di lavoro ai lavoratori del settore culturale e sportivo regionale. Dopo i ristori, che ha già ricordato anche l'assessore, il bando intende dare stimolo e far ripartire le attività lavorative in questi settori, che in alcuni casi non si sono potuti neanche ristorare. Per questo c'è l'obbligo, ai fini della partecipazione al bando, che ha degli limiti di importo minimo e massimo molto più alti rispetto ai nostri normali bandi ordinari. Proprio per questo tiene conto anche degli oneri che si chiedono di assumere
ai promotori dei progetti, e quindi c'è l'obbligo di almeno un'assunzione o un incarico professionale di tipo non amministrativo duraturo per almeno 30 giorni lavorativi comprensivi di prove, per esempio per il personale artistico o tecnico che deve assistere alle prove, e premialità in caso di pluralità di assunzioni o incarichi. C'è un'ammissibilità di sole spese di personale artistico, tecnico e sportivo, e c'è l'obbligo che tali spese siano almeno il 50% dell'incentivo, proprio perché questo è l'obiettivo del bando. C'è un favor netto anche nei vari punteggi per il professionismo nei settori culturali e sportivi, perché c'è anche l'obbligo di rispettare i contratti collettivi nazionali dei rispettivi settori, dove esistenti, e c'è ovviamente anche l'obbligo del pagamento dei professionisti, imprenditori individuali, artistici, sportivi o tecnici con partita IVA. Rimangono ovviamente ammissibili le prestazioni occasionali o cessione dell'opera d'ingegno, di immagine o d'autore, ma come corollario ovviamente alla realizzazione del progetto, non come principale voce di spesa, e questo è abbastanza importante. I beneficiari e coloro che attuano pertanto i progetti dovranno garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Una cosa importante che diversi operatori culturali e sportivi ci hanno chiesto è di poter rendere ammissibili anche spese per formazione e alta formazione del personale nel limite massimo del 5% dell'incentivo. Quindi anche questo è un elemento di novità rispetto ai nostri bandi usuali. C'è anche la possibilità di fare formazione nel corso del progetto, perché questo bando ha come ulteriore obiettivo quello di un investimento sul capitale umano, che è quello che è la nostra ricchezza, capitale umano degli operatori di cultura e sport, che così si possono rafforzare e avere un'occasione di tornare al lavoro in condizioni, si spera, ottimali. C'è ovviamente anche, questo bando si pone anche l'obiettivo di essere di stimolo per la crescita di operatori di medio-piccola dimensione, perché per esempio per quanto riguarda le attività culturali dal bando sono esclusi i beneficiari triennali e gli enti pubblici, che normalmente per la loro strutturazione tendono a fare un po' la parte del leone. Si cerca di dare quindi un'opportunità in termini generali all'economia culturale, delle imprese culturali e creative e di quelle attività sportive che comunque hanno in ogni caso caratteristiche analoghe. Una delle cose su cui volevamo anche focalizzare la vostra attenzione è che noi abbiamo usato volontariamente diversi elementi nel bando che riprendono il PNNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e i temi affrontati con Next Generation EU e React EU. Perché? Perché vorremmo che questo potesse essere un esercizio per eventuali bandi che potremmo dover lanciare con fondi europei o nazionali. In ogni caso, se per caso ci sarà la possibilità di utilizzare per questo bando anche quelle risorse, così siamo già allineati, ed è per quello che vi invito anche a leggere, è a disposizione ormai da parte sui diversi siti, anche sul nostro sito, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare la missione 1 sulla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, e la componente 3 su turismo e cultura. Ci sono anche diversi punti sullo sport. È agevole leggere il PNNR perché c'è anche uno short summary che è messo a disposizione dallo Stato, dove ci sono i punti fondamentali con i richiami delle pagine che interessano. Leggeteli perché sarà quello su cui ci chiede la politica di diciamo, focalizzarvi per poter poi spendere bene le risorse che arriveranno, oltre ai fondi, che non sono pochi, di questo bando. Dicevo, sulla componente 3 del PNNR, con riferimento alla missione 1,
Su Turismo e Cultura 4.0 c'è l'obiettivo di migliorare la fruibilità della cultura attraverso investimenti digitali volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive al patrimonio, modernizzando le infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio storico-artistico, criterio premiante della valorizzazione del patrimonio culturale anche mediante digitalizzazione e uso di tecnologie digitali. Tra gli obiettivi del bando, infatti, abbiamo ripreso, sempre in sintonia con i documenti che vi ho detto, anche quello di supportare la transizione digitale e verde nel settore della cultura, criterio premiante della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile, che viene ancora più facile nel campo dello sport, ovviamente, per dove viene svolta normalmente l'attività sportiva, soprattutto nei periodi estivi. Sostenere la ripresa dell'industria culturale e creativa, premiata la partnership di imprese culturali e creative, e anche qui abbiamo battuto una piccola barriera, cioè è possibile che i partner siano imprese vere e proprie, con partita IVA e con attività commerciale. Rafforzare il sostegno alle famiglie, perché abbiamo parlato del come, adesso capiamo qual è l'output finale che si vorrebbe da questi progetti. I progetti sarebbe bello, per questo ci sono punteggi premianti da questo punto di vista, che siano destinati a rafforzare il sostegno alle famiglie come criterio premiante della capacità del progetto di sostenere le famiglie con servizi logicamente culturali e sportivi e in particolare coinvolgere la popolazione in età infantile e adolescente oppure in età anziana. Sapete che sono i settori della nostra popolazione, i segmenti di popolazione che risulta anche ormai da studi che si stanno avviando, qualcuno si sta concludendo, hanno più risentito dell'isolamento, della mancanza di diciamo, connessione sociale, di diciamo, un'attività sociale ordinaria, normale, a cui tutti vogliamo ritornare. Tra gli obiettivi c'è quello anche di affrontare efficacemente i casi di fragilità, come dicevo, perché c'è il criterio premiante della capacità del progetto di contrastare i casi di fragilità sociale del territorio di riferimento. Un altro obiettivo importante, che è ricompreso ovviamente nei precedenti, è favorire il benessere psicofisico delle persone, criterio premiante dall'integrazione dei progetti con eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo. Io vi ringrazio, questi sono appunto solo i primi brevi cenni, vi auguro un buon lavoro per il resto della mattinata e ovviamente, come ha già detto il dottor Spadotto, siamo a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che riterrete di chiedere. Grazie. Grazie. Direttore del servizio attività culturali. La mia sarà un inquadramento generale, ripetendo quanto già detto, cioè che come dire, il bando è trasversale, quindi vedrete che in realtà le attività finanziabili non sono solo quelle relative alle attività culturali come da consuetudine dei bandi attività culturali, ma anche in base a quanto è stato appena detto circa, come dire, la preparazione del terreno per i fondi per la Next Generation Europe intercetteranno anche i temi della valorizzazione del patrimonio culturale, della sua digitalizzazione e anche i temi dell'attività sportiva. Ecco, l'inquadramento generale in realtà vuole dare, come dire, in maniera veloce il quadro di tutto il bando. Gli interventi che seguiranno a questo invece entreranno un po' più nel dettaglio. Intanto un po' di fonti. La legge regionale che ha come dire, introdotto la possibilità di erogare questi contributi straordinari, queste risorse straordinarie per la ripresa, anche se dobbiamo ahimè usare la parola ripartenza, che non piace all'assessore, ma questa è la rubrica dell'articolo 3 della legge 2 del 2021,
e quindi, come vedete, senza che leggo nel dettaglio l'articolo, vengono rilanciate le attività culturali e sportive, gestione dei beni, e viene come dire, focalizzata l'attenzione sul tentativo di offrire nuove occasioni di lavoro a tutti i lavoratori dei settori culturali e sportivi che sono stati penalizzati e solo parzialmente ristorati, come è già stato detto, e di anticipare le linee guida del PNRR. A seguito di questa norma, la deliberazione di giunta, ripeto, trovate tutto sulle pagine internet del Servizio Attività Culturali, la deliberazione di giunta 831 ha emanato il bando che, come dire, con un nome semplificato chiamiamo bando ripartenza cultura e sport. Che cosa viene finanziato in questo elenco sommario che trovate in questa slide? Tutto ciò che è produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni, rassegne e in genere attività in tutti i settori delle attività culturali, dallo spettacolo dal vivo ampiamente inteso, teatro, musica, danza, attività espositive, attività divulgative della cultura umanistica e scientifica, attività di valorizzazione della cultura cinematografica e in genere, come si diceva, tutti i progetti di gestione e di valorizzazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale e di altri luoghi della cultura regionale che sono esattamente definiti nei primi articoli del bando. Le attività devono svolgersi prevalentemente nel territorio regionale e i progetti possono anche essere, e anzi diventa un fattore premiante, di tipo trasversale, multisettoriale, integrato con tutte le attività sportive di qualunque tipo, di carattere agonistico, non agonistico, quindi amatoriale, ludico e ricreativo. È già stato detto, è un bando che eroga incentivi importanti, da un minimo di 50.000 a un massimo di 100.000 euro, e il bando ha una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro. Questo lo dico per come dire, gli ospiti che non sono magari avvezzi ai bandi ordinari delle attività culturali. La procedura che viene utilizzata, la procedura contributiva, è a bando con valutazione comparativa delle domande presentate. Vi è allegata alla delibera che ha approvato il bando una tabella con le griglie dei punteggi, o meglio le griglie dei criteri di valutazione che si dividono in oggettivi e qualitativi, e con i corrispondenti punteggi che vengono assegnati da una commissione di valutazione di cui fanno parte anche esperti esterni, esperti nelle varie materie che hanno ad oggetto i progetti candidati. Velocemente, perché credo sia meglio attendere gli interventi successivi per il dettaglio, ma è già stato anticipato chi sono i soggetti ammissibili a presentare le domande. Sono tutti soggetti culturali, privati senza finalità di lucro, in cui vengono ricomprese anche le cooperative che hanno ad oggetto attività culturali e artistiche. Attenzione che la domanda è preclusa ai soggetti pubblici, ad eccezione di quelli che gestiscono ecomusei, musei, biblioteche di interesse regionale e siti UNESCO, e, come si è già detto, anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive. Di conseguenza, chi non può presentare la domanda sono i soggetti beneficiari degli incentivi triennali, quindi quelli più grossi, strutturati, le fondazioni bancarie. Si è già detto i soggetti ed enti pubblici e università, ad eccezione dei casi in cui presentino la domanda come gestori di ecomusei, musei, biblioteche e siti UNESCO, le scuole statali, paritarie, enti di formazione professionale e questo elenco che potete leggervi di soggetti che non possono presentare la domanda. Non possono presentare la domanda i soggetti privati con fine di lucro e le persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali. Ma una grossa novità di questo bando, che lo rende, come dire, eccentrico, se così vogliamo dire, rispetto ai bandi ordinari, è la categoria dei partner co-beneficiari, che non era mai stata prevista in passato. Chi sono i partner co-beneficiari? Come sempre il progetto ammette, anzi premia la presenza di soggetti che portano un valore aggiunto alle attività progettuali, realizzano, supportano le attività progettuali, ma a differenza del passato c'è anche la possibilità che questi partner assumano la veste di co-beneficiari, cioè siano destinatari diretti di una parte, di un pezzetto dell'incentivo concesso,
in base ad accordi che vengono presi prima dal presentatore della domanda, dal capofila e da questi partner beneficiari. In sostanza può essere trasferita una quota del budget per una misura massima del 30% nel caso di un partner co-beneficiario o del 40% intendendosi come somma di quote nel caso di 2 o più partner co-beneficiari. La conseguenza è che le spese sostenute con l'incentivo possono essere intestate direttamente a questi partner co-beneficiari che in qualche modo diventano destinatari indiretti del contributo. Attenzione che invece nel novero di questi partner co-beneficiari possono rientrare anche i soggetti che non possono invece essere capofila e quindi i soggetti pubblici, i triennali e diciamo quelli che generalmente non possono essere capofila, con piccole eccezioni, ma ripeto, vi rimando agli interventi successivi per il dettaglio. E invece rimane la categoria dei partner tradizionali non co-beneficiari, i quali sono premiati nella loro numerosità e consistenza, ma possono anche essere retribuiti dalle risorse di progetto con fatture, insomma con prestazioni di beni, prestazioni di servizi e forniture di beni. Vado a chiudere, siamo perfettamente nei tempi, lo dico sempre a beneficio di chi non ha avuto in passato accesso a questo tipo di bandi. La istanza si presenta solo attraverso il sistema informatico denominato IOL, istanze online, il cui link è già, ripeto, pubblicato da ieri sulle pagine. Questo è il link in cui trovate informazioni e poi il link per la piattaforma informatica già aperta e che si chiuderà inderogabilmente alle ore 16:00 del 5 luglio. Stresso su questi numeri perché il secondo successivo il sistema si chiude e non è più possibile trasmettere le domande, ma ci sarà anche un intervento di INSIEL per spiegare bene come funziona la piattaforma informatica. Poi ci sono i tempi massimi, non spaventatevi, i 90 giorni sono il termine massimo di procedimento, ma l'obiettivo della direzione è di valutare il più in fretta possibile tutte le domande progettuali e arrivare a stabilire la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento e finanziabili il prima possibile, perché una cosa molto importante in genere della legislazione delle attività culturali è che consente la erogazione anticipata in via di acconto del 100% dell'incentivo, quindi c'è una liquidità molto veloce per realizzare tutte le iniziative progettuali che si debbono chiudere entro il 31 dicembre 2022, questo è il termine ultimo per concludere le attività progettuali e rendicontare la spesa. Speriamo di non dover procedere con prorogo come è successo in questo anno e mezzo, ma insomma c'è la possibilità poi di eventualmente prorogare questo termine. Grazie per l'attenzione, un po' riprendo l'intervento della dottoressa Manca circa l'importanza che le attività progettuali intercettino le linee guida, quindi sia l'obiettivo diciamo di dare occasioni di lavoro che gli obiettivi in coerenza con il PNRR. Troverete nella tabella allegata che vi verrà illustrata dopo appunto la premialità di tutti nel perseguimento di questi obiettivi. A questo punto passo la parola alla dottoressa Turrini, Francesca Turrini, e a seguire alla dottoressa Francesca Gelsomini che illustreranno nel dettaglio tutte le regole ecco, del bando. Quindi passo la parola a Francesca Turrini. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Turrini e mi occupo di procedimenti contributivi nel settore delle attività culturali. Allora, assieme alla collega, la dottoressa Gelsomini, entreremo dunque nel dettaglio del contenuto dell'avviso. Iniziamo. L'inquadramento normativo è già stato illustrato nei incontri precedenti. Io, come dico ogni anno, lo ripeto in una prospettiva più pragmatica. Dico questo perché nel momento in cui dobbiamo predisporre una domanda dobbiamo avere ben chiare le fonti normative a cui fare riferimento. Abbiamo in questo caso dunque la legge regionale 2 del 2021, come è stato già ampiamente detto, e poi abbiamo il regolamento 33 del 2015. Il regolamento
133 del 2015 è una fonte normativa da tenere ben presente, in quanto prevede degli istituti che non troverete da nessun'altra parte. Faccio l'esempio delle spese ammissibili e delle spese non ammissibili. In realtà, peculiarità di questo avviso è che alcune spese verranno disciplinate anche nel bando. Comunque per tutto il resto dovete tenere presente questa fonte normativa. Abbiamo dunque poi la deliberazione della Giunta 831 e il bando. Bene, che cosa prevede l'avviso? Faccio un passo indietro. La struttura dell'avviso è mutuata dagli avvisi annuali nel settore delle attività culturali. Dunque sicuramente chi ha già fatto domanda sugli avvisi annuali avrà più confidenza, più immediatezza nella lettura. Io, vedrete anche nelle slide successive, ho evidenziato con un new, vedete in verde, quegli elementi che si differenziano, che portano delle differenziazioni rispetto agli avvisi delle attività culturali. Dunque, è più semplice chiaramente per chi ha già presentato domanda sugli avvisi annuali capirne la differenza, comunque è sempre, anche per chi non ha mai fatto domanda o che ha fatto domanda in altri settori, è sempre un modo per focalizzare alcune peculiarità di questo avviso. Entriamo dunque nel merito. Settori di intervento. Settori di intervento, come ha detto il dottor Spadotto precedentemente, è un avviso trasversale. Dunque i settori di intervento sono, per quanto riguarda le attività culturali, tutti. Parliamo di spettacolo dal vivo, parliamo di divulgazione umanistica, scientifica, parliamo di mostre, parliamo di teatro. E parliamo, scusate, di cinema. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, vedremo dopo, comunque sono 2,5 milioni, dunque sicuramente un budget consistente. E poi troviamo la disciplina dei requisiti dei beneficiari, le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri punteggi, i limiti minimi e massimi degli incentivi, le tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento 33, come accennavo prima, le modalità di rendicontazione e le ipotesi di rideterminazione e di revoca. Ecco, in questa slide viene appunto riassunto il settore di intervento di questo avviso: attività culturali, tutte, attività sportive e la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionale. Dunque, oltre a tutto il settore delle attività culturali, abbiamo le attività sportive, in realtà in maniera collaterale, ma questo lo vedremo dopo, e il settore della gestione dei beni del patrimonio culturale. Qual è il fine? Il fine è l'offerta di occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturali e sportivi che sono stati penalizzati dai provvedimenti di restrizione per l'emergenza Covid. Dotazione finanziaria, abbiamo detto 2,5 milioni, il quantum, il contributo. Il contributo è piuttosto alto in effetti, è una fascia che va dai 50.000 ai 100.000 euro. Cosa succede nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare l'ultimo progetto in graduatoria tra quelli ammissibili a finanziamento? Vedete, ho messo un new. Questo perché? Perché negli avvisi precedenti non concedevamo il contributo. In questo caso invece lo concediamo a condizione che il beneficiario assicuri la quota di cofinanziamento ulteriore a copertura dell'intero fabbisogno al fine di raggiungere appunto l'obiettivo del progetto. Chi può fare domanda? Allora, chiaramente avremo i soggetti delle attività culturali, avremo i soggetti delle attività sportive e i soggetti dei beni culturali. Iniziamo. Soggetti di diritto privato. Soggetti di diritto privato sono senza finalità di lucro e per statuto devono svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche. Siamo dunque nel mondo delle attività culturali. Altra macro categoria è quella delle società cooperative. Analogo discorso, senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di rivestire gli utili e l'avanti di gestione nello svolgimento delle attività previste e per statuto devono svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche. Siamo sempre nel mondo delle attività culturali. Arriviamo ora al mondo dei beni e dunque abbiamo gli ecomusei. Gli ecomusei che possono essere pubblici o privati e che sono stati riconosciuti da una legge che ora è stata abrogata ma che fotografa
gli ecomusei, che è la legge regionale 10 del 2006. Non ve li leggo, li trovate tutti elencati nella slide. Siamo sempre nel mondo dei beni culturali, abbiamo i musei privati di interesse regionale, individuati dalla legge regionale 10 del 2020. Dunque vedete c'è il Museo Diocesano e la Galleria del Tiepolo, il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani e il Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo Wagner. Terminiamo con i beneficiari del mondo dei beni culturali con le biblioteche riconosciute di interesse regionale. Anche in questo caso non ve le leggo, trovate l'elencazione completa nella slide. Bene, abbiamo individuato i beneficiari delle attività culturali, abbiamo individuato i beneficiari dei beni, ora individuiamo i beni del mondo dello sport. Dunque abbiamo le ASD, che sono le società sportive dilettantistiche, e le società sportive. Ulteriori beneficiari sono i soggetti gestori dei siti UNESCO e dunque il Comune di Cividale del Friuli, il Comune di Palmanova, il Comune di Caneva e la Fondazione Aquileia e il Comune di Aquileia. Tutti questi soggetti che vi ho elencato possono presentare domanda anche in forma di raggruppamento o associazione temporanea, con un mandato collettivo con la rappresentanza al mandatario. Oltre a questa categoria di soggetti, tutte queste categorie di soggetti, scusate, possono presentare domanda anche soggetti pubblici e università che sarebbero dei soggetti esclusi, ma solo qualora presentino domanda in qualità di gestori di ecomusei, musei, biblioteche e siti UNESCO. Questa è un'eccezione, tenetela in evidenza. Bene. Abbiamo detto chi può fare domanda. A questo punto io sono un soggetto che posso fare domanda, ma che requisito devo avere? E questa è la grande novità di questo avviso, ossia la finalità di questo avviso è, tra le altre, l'assunzione o l'incarico a soggetti che sono stati penalizzati nel settore culturale e nel settore sportivo. E dunque, quale sarà un requisito? Sarà l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, mi raccomando, non dipendenti amministrativi, è una domanda che ci è stata fatta in questi giorni, assolutamente no, dipendente amministrativo. Ulteriore requisito, deve esserci un'assunzione con un minimo di 30 giorni lavorative. Nel caso di dipendente artistico sono comprensive anche le giornate di prova. In realtà io questa slide l'avevo modificata, magari probabilmente nelle slide pubblicate troverete la versione corretta. Comunque o è assunzione di un dipendente artistico, sportivo e tecnico, oppure è un incarico a un professionista o a un imprenditore individuale, artistico, sportivo e tecnico con partita IVA. Sono escluse le modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o concessione dell'opera dell'ingegno, dell'immagine o d'autore. Questa è la grande novità di questo avviso. Sotto, una freccetta, ho evidenziato due punti perché ci sono state fatte delle telefonate in questi giorni e dunque lo volevo chiarire nella slide. È obbligatoria almeno un'assunzione a 30 giornate, non è frazionabile. Cioè non possono essere presentate 3 assunzioni di 10 giorni ciascuna, una almeno di 30 giorni. Inoltre può trattarsi di un contratto, chiaramente deve essere un contratto nuovo, ma può essere in relazione a una persona che sia già stata contrattualizzata in passato. Passatemi il termine, non deve essere necessariamente una persona nuova. Bene. Requisiti standard invece è essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata e avere la sede legale operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione dell'incentivo. Visto chi può fare domanda, chi è che non può fare domanda? Esclusioni soggettive, dunque concentriamoci sulle esclusioni relative al soggetto. La prima categoria è rappresentata dai soggetti beneficiari di regolamenti triennali. A prescindere dal progetto come vedremo prima, dunque, i soggetti triennali che hanno ricevuto il contributo, in quanto soggetti triennali, non possono presentare domanda. Poi ci sono i soggetti individuati puntualmente dalla legge regionale 16,
che sono l'ERT, avete tutti gli articoli di riferimento della 16, comunque sono l'ERT, sono l'istituzione musicale sinfonica del Friuli Venezia Giulia, è l'associazione Cineteca del Friuli, il CRAF, l'Istituto regionale per la cultura Istriano Fiumano Dalmata di Trieste, l'Università Popolare di Trieste. E abbiamo chiuso la categoria dei soggetti, abbiamo visto chi può fare domanda, nel momento rientrano nella categoria corretta, abbiamo visto i requisiti che devono avere e abbiamo visto chi non può fare domanda. Spostiamoci ora dal soggetto all'oggetto. Quali sono i progetti ammissibili? Come detto in precedenza, i progetti possono avere ad oggetto tutte le attività culturali, dunque vedete produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni o rassegne nel settore spettacolo dal vivo, dunque spettacolo dal vivo, attività espositive, attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica e la valorizzazione della cultura cinematografica, tutti i settori previsti dalla legge regionale 16 del 2014. Il secondo macrosettore è quello rappresentato dalla gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e di altri luoghi della cultura regionale, anche mediante digitalizzazione del patrimonio e l'uso di tecnologie digitali. Ma voi mi chiederete, sì, ma all'inizio ci aveva detto attività culturali, attività sportive e gestione dei beni. E le attività sportive? Le attività sportive sono ammesse, ma non possono essere l'oggetto principale del progetto. E le attività sportive sono previste quali attività collaterali, che possono essere di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo. Che requisiti devono avere questi progetti? Devono svolgersi prevalentemente nel territorio scusate, del Friuli Venezia Giulia e prevedere il cosiddetto piano B, ossia devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa alternative allo svolgimento alla presenza, nel caso, ahimè, che si dovessero di nuovo dover adottare questi provvedimenti di contenimento a seguito dell'emergenza epidemiologica. E quali sono allora i progetti inammissibili? Passiamo dunque alle esclusioni di tipo oggettivo. Ecco, vedete, progetti già finanziati nel 2021 a valere sugli avvisi annuali. Perché prima mi sono soffermata sulle esclusioni soggettive dicendo i triennali non possono presentare in qualità di soggetti? Perché, differentemente, per quanto riguarda gli avvisi annuali, i beneficiari degli avvisi annuali possono partecipare a questo avviso purché per progetti diversi. Dunque proprio un'esclusione solo limitata al progetto e non al soggetto. Poi abbiamo i progetti relativi ai regolamenti triennali, ma l'esclusione era già soggettiva, dunque il problema diciamo che proprio non si pone. Poi abbiamo i progetti oggetto di convenzione con beneficiari di incentivi triennali previsti dall'articolo 29 bis della legge regionale 16, esclusi anche i contenitori culturali e creativi previsti dall'articolo 30 bis ed esclusi i progetti già finanziati nel 2020 e nel 2021 per manifestazioni sportive. Avete la legge di riferimento della legge 8 del 2003 e queste manifestazioni possono essere ancora non realizzate. Bene. Chiuso il capitolo chi può fare domanda, chi non può fare domanda, qual è il progetto ammissibile e qual è il progetto non ammissibile, vediamo le regole per poter partecipare a questo avviso. Allora, il soggetto proponente può presentare domanda o singolarmente o in qualità di capofila. Il capofila è l'unico beneficiario e referente, salva, vedete, evidenziata in verde con il new, l'ipotesi del partner co-beneficiario, ma riprenderò il discorso in una successiva slide. Cos'è il paternariato? Il paternariato è un rapporto che lega più soggetti che condividono finalità e contenuti del progetto, chiaramente in toto, nella sua interezza. Quale tipologia di apporto ad oggetto del paternariato? Può essere un finanziamento, possono essere servizi, può essere logistica, può essere personale. Importante, l'attività del partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario.
Chi può fare domanda in qualità di partner? Allora, è una categoria piuttosto ampia, vedete ci sono gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, che sono soggetti esclusi, quali beneficiari, ci sono i soggetti pubblici e le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia, abbiamo soggetti privati senza scopo di lucro, che a differenza dei beneficiari non devono avere una previsione statutaria di un'attività culturale. Abbiamo invece le società cooperative che invece devono svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturale. Novità, vedete l'ho evidenziato, le persone fisiche esercenti arti e professioni e imprenditori individuali. Poi tutta la categoria dei soggetti esclusi e altra novità sono i soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale operativa in Friuli Venezia Giulia. Numero massimo di partner ammessi 10. Bene. Ed ecco qui un'altra novità importante, come diceva prima il dottor Spadotto di questo avviso, la definizione di partner co-beneficiario. Allora, la regola è che il soggetto beneficiario possa remunerare il partner per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi resi. Ma qual è la novità? La novità è che il soggetto beneficiario può trasferire ai partner co-beneficiari una quota dell'incentivo concesso. Chiaramente abbiamo introdotto dei limiti percentuali, altrimenti si vanificava un po' il regime anche delle esclusioni. E dunque abbiamo introdotto un 30% dell'incentivo in presenza di un partner co-beneficiario e un 40% in presenza di 2 o più partner co-beneficiari. Non tutti però possono partecipare in qualità di partner co-beneficiari. Ci sono dei soggetti esclusi, che sono le fondazioni bancarie, sono le associazioni pro loco, i loro consorzi e il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia e le parrocchie e gli enti religiosi. Regole di partecipazione del partner. Il partner co-beneficiario può partecipare liberamente, non ci sono preclusioni, non ci sono limitazioni numeriche. Discorso diverso per il partner co-beneficiario, che può partecipare ad un unico progetto. State attenti perché è pena di esclusione dalle partnership di tutti i progetti. Il capofila può partecipare? Sì, può partecipare in qualità di partner, senza limitazioni, ma mai in qualità di partner co-beneficiario. Quante domande potete presentare? Una domanda su un progetto. Se, state molto attenti, presentate più domande su più progetti, la pena è l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio. Discorso diverso se presentate più domande sullo stesso progetto, viene ritenuta valida esclusivamente l'ultima. Questa perché? Perché si presuppone che se mi fate più domande sullo stesso progetto abbiate voluto integrare probabilmente con l'ultima domanda quella precedente, dunque una ratio chiaramente diversa. Quando le domande sono inammissibili, allora c'è un articolo dedicato, comunque le riassumiamo brevemente, relative a progetti non attinenti alle materie dell'avviso. La vedo difficile perché l'avviso, come abbiamo visto, è veramente trasversale e comunque è un'ipotesi. Poi non devono essere presentate nell'arco temporale che va dal 10 giugno al 5 luglio, deve essere presentata da soggetti che non ne abbiano i requisiti. Poi non deve rispettare i limiti minimi di 50.000 euro e massimi di 100.000 euro. Quando sono state presentate più domande dal medesimo richiedente su più progetti, ricordate quello che ho detto 2 o 3 slide fa. Presentate con modalità diverse dal sistema informatico per la presentazione delle istanze online, IOL, prive della sottoscrizione del legale rappresentante o della persona munita di procura, se la firma digitale è basata su un certificato scaduto, presentate per iniziative progettuali già finanziate, mi rimando a una delle slide precedenti relativa ai progetti inammissibili, prive delle dichiarazioni sostitutive e della descrizione del progetto. Ecco, state molto attenti a questo aspetto, ma sicuramente la dottoressa Gelsomini poi entrerà più nello specifico di questo punto.
e relativamente alle quali non sia stata prodotta nella fase istruttoria le integrazioni istruttorie richieste. Noi vi daremo 10 giorni, mi raccomando, è un termine perentorio, dunque rispondeteci in quel termine perché è una causa di inammissibilità della domanda. Come già detto, i termini sono dalle 8 di ieri fino alle 4 del 5 luglio, la modalità è IOL, istanza online, ma anche questo è oggetto di un intervento successivo. Per quanto riguarda gli allegati, mi raccomando, descrizione del progetto che riguarda le informazioni per l'attribuzione dei punteggi, compilatela perché è appena di inammissibilità della domanda. Poi una novità di quest'anno è il quadro logico del progetto, oggetto di successivo intervento. Eventuali schede partner dove prevederete sia la figura del co-beneficiario che del non co-beneficiario, ci sono 2 sezioni distinte, poi l'eventuale procura generale o speciale e il modulo F23 per l'imposta di bollo. Tempi nostri. Allora, la graduatoria. Abbiamo 90 giorni dal termine di presentazione delle domande. La concessione verrà nei 90 giorni successivi. Qualora abbiate chiesto l'erogazione anticipata contestualmente alla concessione, ci sarà anche l'erogazione. Termine per presentare il rendiconto 31 dicembre 2022. Noi abbiamo 120 giorni per approvarlo e nei successivi 60 giorni, qualora non abbiate chiesto l'erogazione anticipata, avrete l'erogazione del contributo. Ecco, il mio intervento finisce qui. Grazie e arrivederci. Bene, do subito la parola, grazie Francesca, do subito la parola alla dottoressa Francesca Gelsomini. Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti. Io continuo la presentazione con alcuni cenni sui criteri di valutazione dei progetti, sulle spese ammissibili, sulle eventuali vicende che possono incorrere al contributo e brevi cenni sulla rendicontazione. Allora, i punteggi ai progetti saranno attribuiti sulla base di 12 criteri, 4 oggettivi e 8 valutativi. Per quanto riguarda i criteri oggettivi, un massimo di 10 punti è attribuito per il numero previsto nel progetto di contratti di assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici. Un massimo di 4 punti è previsto, saranno attribuiti in relazione al numero dei comuni in cui si svolge il progetto, un massimo di 5 punti saranno attribuiti in base all'incidenza dell'apporto al progetto di altri fondi diversi dal contributo regionale sull'incentivo che viene richiesto, e un punto sarà attribuito se il progetto prevede di intercettare fondi utili al riconoscimento del credito d'imposta art bonus regionale. In particolare, per quanto riguarda il criterio nuove occasioni di lavoro, verrà conteggiato appunto il numero dei contratti di assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici che abbiano la caratteristica di avere un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto, comprensivi, come già stato detto, delle giornate di prove se si tratta di dipendenti artistici, e nuove occasioni di lavoro saranno conteggiati anche gli incarichi, il numero degli incarichi a professionisti o imprenditori individuali sportivi, artistici, sportivi o tecnici con partita IVA. Per gli incarichi non saranno conteggiate le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, del diritto d'immagine o del diritto d'autore. Il range di punti massimo appunto è 10 in base al numero dei contratti. Per quanto riguarda il criterio di diffusione sul territorio regionale, qui verrà conteggiato il numero di comuni in cui si svolge il progetto, fino a un massimo di 4 punti attribuibili.
Per quanto riguarda appunto il criterio apporto fondi, l'apporto fondi verrà conteggiato se incide per un minimo del 2% fino a un massimo del 20% con l'incentivo richiesto e poi il punto per l'art bonus. Per quanto riguarda i punteggi per i criteri valutativi, che appunto sono 8, pesano per un complessivo 80 punti su 100. Da ricordare che 10 punti, massimo di 5 punti saranno attribuiti al progetto in relazione alla competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'avviso. 10 punti saranno attribuiti al progetto in relazione alla congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto e dell'avviso, così come espresso in base alle informazioni indicate nell'allegato quadrologico. Inoltre il progetto sarà valutato in base ai suoi contenuti che evidenzino un'integrazione con eventi o attività collaterali sportive di carattere agonistico, ovvero amatoriale, ludico, ricreativo. Come già ricordato, un massimo di 30 punti complessivi sono attribuiti in base ai 3 criteri che misurano la coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi verrà valutato il progetto in termini di innovazione e digitalizzazione per i suoi contenuti di sostenibilità relativi alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, oppure per gli eventuali contenuti nei termini di contrasto ai casi di fragilità sociale e del territorio di riferimento. Il secondo criterio verranno attribuiti ulteriori 10 punti, massimo 10 punti, per la coerenza del progetto col PNRR in termini di valorizzazione del patrimonio culturale anche mediante digitalizzazione o uso delle tecnologie digitali, e sono previsti ulteriori 10 punti massimo per la valutazione del progetto in relazione alla sua coerenza in termini di sostegno alle famiglie, in particolare, come si diceva prima, in relazione alle attività che possano coinvolgere la popolazione di età infantile e adolescenza o la popolazione anziana. Poi verrà valutato con un massimo di 5 punti con riferimento alle attività, alla qualità delle attività svolte dai partner, beneficiario o non co-beneficiario ovvero non co-beneficiari, sempre in coerenza con le informazioni indicate nel quadro logico, e da ultimo infine saranno attribuiti 20 punti in relazione alla qualità complessiva della proposta progettuale in relazione allo scopo dell'avviso. Come di consueto i progetti vengono valutati da una commissione di valutazione che sarà composta dal direttore centrale cultura e sport, dai direttori di servizio, attività culturali, beni culturali e sport, ovvero loro delegati, da un dipendente della direzione, e integrata la commissione da uno o più componenti esperti nelle materie del bando. È da notare anche che la Commissione potrà anche disporre delle audizioni, di approfondimento delle informazioni contenute nei progetti, a fine appunto di esprimere un giudizio maggiormente ponderato. Il contributo, brevi cenni adesso ai meccanismi, diciamo, di contribuzione. Il contributo corrisponde al fabbisogno di finanziamento che, come sapete, è per noi la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive. I costi dovranno rientrare tra le spese ammissibili. Per entrate complessive, nelle entrate si annoverano le fonti di finanziamento direttamente connesse al progetto, diverse dal contributo regionale, come per esempio le entrate generate direttamente dalla realizzazione del progetto, fondi propri, fondi del proponente o dei partner, sponsorizzazioni e quant'altro, gli altri contributi pubblici che possano essere ottenuti,
e nonché evidentemente anche al finanziamento percepito che dà luogo al credito d'imposta a titolo di art bonus regionale. Previsto, come è già stato detto, un anticipo del 100% su richiesta del beneficiario, richiesta da indicare direttamente nella domanda, e il contributo copre fino al 100% dei costi ammissibili, ma verrà concesso in relazione al punteggio ottenuto. Abbiamo 4 fasce di punteggio, 4 fasce di contributo. Il contributo sarà quindi il 100% del fabbisogno espresso se il progetto si attesterà tra i 100 e gli 80 punti. Viceversa avrà il 90% del fabbisogno se otterrà tra i 70 e i 79 punti, l'80% se otterrà tra i 60 e i 69 punti, il 70% tra i 50 e i 59 punti. Se il progetto ottiene un punteggio non inferiore ai 50 punti, il contributo non è mai concedibile. Ora, alcune particolarità sono già state anticipate, appunto, riguardano anche le spese ammissibili. Come appunto è stato già detto, la base giuridica di questo bando è la legge che ha istituito la linea di finanziamento, la 2 del 2021, ma anche la legge 16 del 2014 e soprattutto il regolamento 33 del 2015, che è quello che normalmente disciplina gli avvisi per annuali per le attività culturali. Quindi le regole le trovate qui, che presiedono all'indicazione delle spese ammissibili. Le particolarità riguardano appunto le spese di personale, come è già stato detto, e anche le spese generali di funzionamento. Per quanto riguarda le spese di personale, le spese per il personale artistico, sportivo, tecnico devono ammontare ad almeno il 50% dell'incentivo concesso e va bene qualsiasi modalità contrattuale o durata del contratto, ma in ogni caso, come già detto, non sono ammissibili le spese per il personale amministrativo. Per quanto riguarda il tipo di spesa che potrà essere rendicontata, essa è ovviamente la retribuzione del personale, comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assicurative che rimangano a carico del beneficiario, gli eventuali rimborsi spese, viaggio, vitto, alloggio e le eventuali diarie forfettarie che possano essere state predeterminate contrattualmente. Poi per quanto riguarda le altre categorie di spese ammissibili, le ritrovate tutte appunto nel regolamento 33 del 2015 e quindi le spese di produzione relative al progetto, e questa slide ne elenca alcuni esempi. È da ricordare che qualora si tratti di spesa per l'acquisto di un bene strumentale, questo ha il limite del 20% dell'importo dell'incentivo, è ammissibile nel limite del 20% dell'importo dell'incentivo. Poi, altra categoria, spese di pubblicità e promozione relative al progetto, quali servizi stampa, stampe, pubblicità, manutenzione del sito web e così via. Spesa di gestione spazi relativi al progetto, gli spazi dove viene realizzato lo spettacolo, l'attività culturale, ovvero anche la sua manutenzione e così via. E le spese generali di funzionamento, le categorie sono quelle appunto indicate sempre dal regolamento 33. Anche qui attenzione, se si tratta di acquisto di beni strumentali non sono ammissibili al massimo per il 20% dell'importo dell'incentivo e particolarizzando appunto, come è già stato detto, e saranno ammissibili, diversamente dal passato, le spese di formazione del personale, comprese le spese per l'alta formazione. E venendo un attimo a una carrellata dei limiti generali, allora sempre con riguardo alle spese generali di funzionamento, se ne è documentabile l'esclusiva riferibilità al progetto, sono ammissibili fino al 30% dell'importo dell'incentivo. Se invece non è possibile documentare l'esclusiva riferibilità al progetto, saranno ammissibili ma solo fino al 10% dell'importo dell'incentivo, ammissibili fino al 5% le spese di formazione del personale, comprese quelle di alta formazione, che noi comprendiamo nell'ambito delle spese generali di funzionamento. Le spese non ammissibili sono l'elencazione fondamentalmente che trovate sempre nel regolamento 33 del 2015, ovvero l'IVA se è compensabile. Quindi è invece viceversa ammissibile qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario. Contributi in natura non sono ammissibili, non sono ammissibili le spese per l'acquisto dei beni immobili, dei mobili registrati, le sanzioni,
le spese delle quali non si possa documentare una specifica destinazione, liberalità e oneri finanziari. Come viene documentata la spesa? Allora, come già accennato, la documentazione di spesa. La spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario, ma può, novità di quest'anno, anche essere intestata al partner co-beneficiario e comunque documentata tramite una fattura, un documento equivalente con attestazione dell'avvenuto pagamento. Le retribuzioni da lavoro dipendente saranno documentate tramite la certificazione unica, ovvero la busta paga, ovvero il modello F24 per quanto riguarda il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali. È possibile documentare la spesa anche tramite gli scontrini fiscali cosiddetti parlanti, cioè quelli che indicano appunto il bene che si va ad acquistare. È possibile pagare in contanti, ovviamente nei limiti di legge. In questo caso dovrà essere fornita documentazione relativa alla dichiarazione liberatoria dal fornitore datata e firmata. Comunque tutte queste regole le trovate sempre nell'articolo 9 del regolamento 33 del 2015. L'avvio, come è già stato detto, ecco, i progetti devono essere avviati successivamente all'11 febbraio 2021, che è la data di entrata in vigore della legge 2 2021, che è la base giuridica di questa linea contributiva, e così correlativamente la spesa non può essere datata anteriormente all'11 febbraio 2021. Alcune vicende, brevi cenni su quelle che possono essere le vicende in cui può incorrere il procedimento contributivo. Raccomandiamo sempre che ogni variazione, ogni modifica del progetto ci venga comunicata preventivamente, perché essa potrebbe anche incidere sulla valutazione, quindi sul punteggio che è stato attribuito al progetto in sede di valutazione della domanda, e questo potrà anche essere sottoposto alla commissione di valutazione, che potrebbe essere riconvocata allo scopo. Ora, se quindi una variazione al progetto determina una diminuzione del punteggio che va a superare il 20% dell'importo del punteggio attribuito, automaticamente dovremo procedere alla revoca del decreto di concessione del contributo. Invece, se una variazione incide sul punteggio in misura inferiore, la conseguenza potrebbe essere la rideterminazione del contributo se il punteggio cala scende, diciamo, nella fascia di contributo inferiore. Si può arrivare in ogni caso anche qui alla revoca eventualmente se appunto il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore, risulti poi essere inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, o comunque se scenda talmente tanto oltre i 50 punti, perché al di sotto dei 50 punti il contributo non è concedibile e quindi va, se successivamente succede, revocato. Comunque non considereremo variazioni sostanziali quelle che possano, ci auguriamo di no, dipendere dall'adozione di nuovi provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid, qualora appunto il progetto sia comunque realizzato secondo le modalità alternative che dovrete indicare nella domanda di contributo, nell'allegato alla domanda di contributo, il cosiddetto piano B, che però rispetto ai bandi annuali non è condizione di ammissibilità della domanda. Il rendiconto, come detto, il rendiconto va presentato entro il 31/12/2022, è prevista la possibilità di richiedere un'eventuale proroga prima della scadenza del termine, naturalmente, e dovrà essere presentata la rendicontazione sempre mediante posta elettronica certificata. È richiesta una rendicontazione, come sapete, pari ad almeno all'ammontare dell'incentivo concesso, la rendicontazione analitica, e la normativa di riferimento, nonché l'elenco dei documenti che ritrovate nel bando, è questo, nel senso a rendiconto il beneficiario dovrà presentare una relazione riepilogativa del progetto effettivamente realizzato, che va compilata su un modello che noi a tempo debito metteremo a disposizione sul sito istituzionale della Regione. A questa relazione dovrà accompagnarsi, se si tratta di enti pubblici,
la dichiarazione che l'attività è realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e del decreto di concessione, più il bilancio consuntivo dell'iniziativa. Se si tratta di enti privati senza finalità di lucro, si dovranno compilare l'elenco analitico della documentazione giustificativa e compilare ovviamente il bilancio consuntivo dell'iniziativa. Se si tratta di società cooperative dovranno aggiungersi a questi documenti anche copia della documentazione di spesa annullata in originale. La rendicontazione a quei documenti appena citati dovrà aggiungersi obbligatoriamente qualora il contributo non sia stato pari al 100% del fabbisogno espresso di finanziamento, ma al 90, l'80 o il 70, dovrà essere fatta una dichiarazione sostitutiva sull'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire il fabbisogno che non è risultato coperto dal contributo regionale. Poi alcune notazioni in ordine all'eventuale possibilità di determinazione del contributo e dell'eventuale cause di revoca del contributo. Il contributo verrà rideterminato se in sede di rendiconto verrà accertata una diminuzione del fabbisogno di finanziamento, ovvero se la spesa rendicontata risulterà inferiore all'incentivo che è stato concesso e nel caso visto prima di variazione del progetto che faccia scendere il punteggio ad una fascia inferiore di contributo più bassa di quella che era stata originariamente ottenuta. La revoca dell'incentivo invece si avrà nel caso ovviamente di rinuncia del beneficiario, perdita dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda, e tutti questi sono elementi che vengono verificati in sede di rendiconto, di analisi del rendiconto. Se non è stato rispettato il termine di presentazione del rendiconto e non è stata richiesta prima della scadenza del termine del 31/12/2022 una proroga. Nel caso di mancata produzione di integrazioni richieste al rendiconto, se è stato realizzato, se viene accertato in sostanza che è stato realizzato un progetto sostanzialmente diverso, oppure in caso di mancata realizzazione o modifiche del progetto che è stato originariamente presentato. Io vi ringrazio e passo la parola a te, Fabrizio. Perfetto, grazie Francesca, siamo praticamente puntualissimi. Adesso nel dare la parola a Stefano Munarindin-Siel che spiegherà la piattaforma informatica IOL, io nel frattempo, come vedete, sto rispondendo in chat a vari quesiti. Siccome non so se riuscirò a finire le risposte e molte domande riguardano l'assunzione almeno un'unità di personale, il tipo di assunzione eccetera eccetera, come sto scrivendo faremo FAQ dedicate, visto che come prevedibile il tema è questo, e quindi se potete porre domande su altri aspetti meglio, per non ripetere ogni volta questa risposta. Do la parola e ringrazio nuovamente Stefano e il suo staff per la collaborazione nella costruzione di questo ennesimo bando e do la parola a lui. Grazie. Buongiorno a tutti. Vediamo adesso assieme un attimo come funziona, quali sono le modalità di inserimento e trasmissione online delle domande per questo bando tramite il sistema istanze online. IOL è l'acronimo di questo sistema. È un sistema già ampiamente utilizzato in vari contesti che probabilmente alcuni di voi già conoscono, e sono contesti anche della stessa direzione cultura e sport, penso ad esempio ai bandi annuali di fine anno, no? Quindi probabilmente alcuni di voi già si sono cimentati nella compilazione online tramite questo sistema. Comunque andiamo un attimo a vedere. Allora, la compilazione della domanda avviene quindi esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale con le credenziali SPID personali, oppure tramite il sistema di autenticazione login FVG esclusivamente nella modalità avanzata, che è tipicamente l'accesso tramite la nostra carta regionale dei servizi, purché attiva.
L'accesso avviene quindi solo con autenticazione di tipo forte, quindi con l'identificazione puntuale della persona fisica sulla base dell'identità digitale in suo possesso, quindi tramite il codice fiscale. È molto importante questo punto in quanto non è possibile accedere per nessun motivo al sistema in forma anonima. Questo fa sì che l'autenticazione effettuata con queste modalità, quindi con l'autenticazione forte del soggetto in fase di accesso al sistema, consente di adottare quella forma di sottoscrizione della domanda, la mera convalida e trasmissione finale dell'istanza online ai sensi dell'articolo 65 del CAD, che è il codice dell'amministrazione digitale. Tradotto, questo vuol dire che è molto importante chi effettua l'accesso tramite SPID o carta regionale dei servizi, perché quella persona deve essere la persona dotata di poteri di firma sull'associazione specifica, oppure essere un delegato con procura sottoscritta e quindi che deve essere documento che deve essere poi caricato a sistema, altrimenti la domanda non viene ritenuta valida, cioè se la compila una persona con uno SPID che non corrisponde ad una di queste caratteristiche, la domanda non verrà ritenuta valida poi in fase di istruttoria. Questo è un punto molto importante. Un breve accenno su cos'è lo SPID, lo conosciamo ormai un po' tutti, abbiamo imparato a conoscerlo ancora di più in questi ultimi 15 mesi, e lo SPID è l'acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. È la soluzione che permette di accedere a tutti i sistemi, i servizi online della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica identità digitale. Come si ottiene lo SPID? Ci sono si chiamano identity provider accreditati presso il Ministero, che sono diciamo, autorizzati al rilascio di queste credenziali. Ci sono quindi, ogni identity provider richiede delle specifiche modalità per registrarsi e richiedere od ottenere questo SPID, senza fare pubblicità, insomma ci sono alcuni identity provider per i quali è sufficiente presentarsi allo sportello di una delle agenzie autorizzate e quindi richiedere lì le credenziali, oppure alcuni invece che hanno scelto la modalità esclusivamente online. Per chi non è in possesso di uno SPID ed è interessato ad ottenere questo tipo di credenziali, può visitare il sito che è messo qui, il sito governativo che abbiamo messo in questa slide, e seguire le procedure guidate per ottenerlo. Come detto, la seconda modalità di accesso consentita è quella l'accesso tramite il nostro login FUG invece di tipo avanzato, che tipicamente è la nostra carta regionale dei servizi, che deve essere però attiva. Ci sono gli sportelli URP sul territorio regionale che si occupano dell'attivazione della carta regionale dei servizi, verrà fornito come supporto un lettore di smart card che, opportunamente installato, consentirà, abbinato al PIN ottenuto in fase di attivazione, di accedere analogamente allo SPID con autenticazione forte al sistema, e quindi procedere poi con la compilazione, che vale, abbiamo detto, ripeto, come firma autentica sulla domanda. Quindi modalità di accesso: una volta cliccato sul link opportunamente predisposto sul sito della regione, sulla pagina tematica del sito della regione, il link per la compilazione online della domanda, si aprirà questa schermata che è quella di login. Come detto, posso scegliere di entrare con lo SPID e quindi scegliendo l'identity provider associato alla mia registrazione, oppure tramite login FUG di tipo avanzato, dove il sistema mi chiederà di inserire nel lettore la smart card, la CRS, digitare il PIN di accesso ed accedere al sistema. Questa è l'home page che si presenta quando vado ad effettuare l'accesso. Quindi l'home page si presenta tipicamente come questa sezione, dove fondamentalmente ho due possibilità. La prima è quella della compilazione dei dati strutturati e la seconda è quella dell'inserimento degli allegati richiesti. Iniziamo dalla compilazione dei dati strutturati. Come vedete il sistema si presenta suddiviso la compilazione in varie sezioni, di cui la prima è quella del richiedente. Io posso iniziare la compilazione sezione dopo sezione, interromperla in qualsiasi momento e riprenderla in un momento successivo dal punto esatto
da cui l'ho interrotta precedentemente. In tutta l'applicazione i campi obbligatori sono sempre indicati con l'asterisco rosso in corrispondenza del campo stesso. Su alcuni campi c'è una I informativa, un tooltip, cliccando sopra il sistema mostra una breve nota utile alla compilazione, una nota online utile alla compilazione. I pulsanti di azione per salvare e procedere alla sezione successiva sono sempre posti in alto a destra. Quindi la compilazione è completamente guidata e dal sistema, non potete sbagliare. L'importante è ovviamente, per poter salvare con successo, valorizzare almeno tutti i campi obbligatori, sezione dopo sezione. Una volta completata la fase di compilazione dei dati strutturati, il sistema chiede una conferma dei dati per passare poi alla parte di caricamento allegati. Ora, anche se ho confermato i dati, in qualsiasi momento io posso tornare indietro e modificare i dati anche se confermati, sconvalidandoli per poi riconfermarli in un secondo momento, questo finché non avrò fatto la trasmissione finale. Dopo la trasmissione ovviamente non sarà più possibile modificare nulla. La parte di caricamento allegati chiede invece il caricamento degli allegati previsti dal bando. 2 di questi sono obbligatori e tra questi allegati ci sono anche, in tutto sono 5 credo, e uno di questi è anche la famosa procura di cui vi accennavo prima. Quindi se viene effettuato l'accesso da un soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare anche la relativa procura. Una volta caricati tutti gli allegati, arrivo in fondo, il sistema mi chiede di confermare quindi tutto l'inserimento, quindi dati strutturati più allegati. Ho la possibilità di effettuare tramite la funzione controlla i dati anche una verifica, si apre una stampa PDF, una stampa di lavoro PDF da cui posso anche verificare visivamente, insomma, un ultimo controllo sui dati inseriti se sono a posto, per poi passare alla sezione finale, che è quella di trasmissione finale, dove vengono riproposti i dati derivanti dall'account forte, quindi codice fiscale, nome e cognome fatto a monte, e dove ho la possibilità di cliccare su convalida e trasmetti. Con questo clic praticamente l'atto viene inviato all'amministrazione regionale, trasmesso all'amministrazione regionale, da lì a poco, a stretto giro, verrà anche automaticamente protocollato, quindi voi accedendo in un secondo momento al sistema e richiamando quella domanda trasmessa, vedrete anche in diretta, diciamo, il numero e la data di protocollo attribuiti in automatico dal sistema. Come detto, noi siamo a vostra disposizione tramite il nostro numero verde gratuito di assistenza che vedete qui indicato negli orari indicati, oppure scrivendoci un'email alla nostra casella di posta di assistenza. Una piccola raccomandazione, mi aggancio a quello che ha detto prima il dottor Fabrizio Spadotto: non aspettate gli ultimi minuti per effettuare la compilazione di questa domanda, anche perché è una domanda abbastanza strutturata, nel senso che ci sono alcune informazioni, vengono chieste diverse informazioni, per cui il suggerimento è: prendetevi per tempo, cercate di concludere. Io vi suggerisco almeno il giorno prima rispetto alla scadenza, quindi l'inserimento e la trasmissione dell'intera istanza, così da essere tranquilli. Questo perché noi siamo lì per darvi tutto il supporto possibile, ma se ci chiamate a 5 minuti dalla scadenza potrebbe essere anche un problema riuscire, diciamo, a darvi in tempo utile tutto il supporto, mentre se ci chiamate con un certo anticipo riusciamo sicuramente ad aiutarvi. Ecco, questa è la raccomandazione finale, ci preme insomma questo punto. L'intervento è concluso, se poi ci sono domande noi siamo a disposizione. Bene, grazie Stefano Munarin. Abbiamo recuperato un po' di minuti. Anch'io insisto molto, soprattutto per chi non frequenta questi bandi, sulla necessità di prendersi per tempo. INSIEL dà un supporto molto utile tecnico, però se arriva a ridosso della scadenza potrebbe essere problematico, e approfitto per insistere su, qualora non l'abbiate già, l'abilitazione SPID, e anche, lo dirà l'intervento successivo, sulla necessità di munirsi di firma digitale, perché a differenza degli anni scorsi questo bando non ammette più la firma autografa e la scansione dei PDF, cosa che spesso genera problemi informatici nell'allegazione dei documenti, eccetera, eccetera. È obbligatorio firmare tutto in digitale, quindi premunitevi anche dei necessari applicativi per farlo.
A questo punto do la parola di nuovo alla dottoressa Francesca Gelsomini che illustra la modulistica, perché questa piattaforma che vi è stata appena illustrata in realtà è il front-end per caricare la domanda, il piano finanziario, ma il sistema prevede, come è stato detto, anche il caricamento di allegati che sono disponibili come modulistica già da ieri sul nostro sito, ma adesso vi verranno illustrati. Do la parola a Francesca, grazie. Grazie Fabrizio. Allora, brevi notazioni appunto sulla modulistica e sugli allegati alla domanda e su alcuni diciamo, errori tipici che possono essere che si possono presentare. Quindi, così come appena detto da Stefano, il link di accesso alla domanda di contributo e la modulistica li trovate nella pagina dedicata al bando ripartenza del sito della Regione, alla tematica cultura e sport, e attività culturali. Il pulsante questo è il pulsante dove troverete la modulistica, cliccando su questo pulsante. La modulistica è costituita da 5 allegati. Il primo e il secondo sono allegati obbligatori. Allora, il primo è costituito dalle informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi. Secondo il quadro logico, poi allegati eventuali potranno essere la scheda o le schede partner, la procura e l'attestazione di avvenuto pagamento del bollo. Nello specifico, il modulo informazione per l'attribuzione dei punteggi si distingue perché ha 2 parti. La prima parte è quella nella quale vengono inserite tutte le informazioni che saranno necessarie per l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi. Ci sono dei box appositi e le informazioni vengono indicate in corrispondenza di ciascun box. E la seconda parte, la tabella, è quella che riguarda i criteri oggettivi. Gli errori da non commettere quando si compilano questi modelli, in particolare con riferimento alla parte relativa ai criteri oggettivi, ricordiamo sempre che deve essere, qualora vi sia richiesto di barrare una casella e di indicare una descrizione o ulteriori elementi, va fatto, cioè il modello va compilato in tutte le sue parti. Perché? Perché nel caso il bando prevede appunto che quanto viene indicato nella parte descrittiva, che è quella dove c'è la freccia rossa più grossa, prevale sulle eventuali indicazioni delle barrature dei campi, per cui nel caso in cui si barrino, in questo caso per quanto riguarda il criterio della diffusione sul territorio regionale, la casella 4 comuni, poi se ne indichino solo 2, il punteggio verrà attribuito per i 2 comuni e non per i 4. Infatti, per cercare di darci molta più speditezza possibile nella preistruttoria delle domande, le regole sono queste, che quando nella domanda e nei relativi allegati non vengano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione di un criterio di valutazione, noi non chiediamo integrazioni. E l'assegnazione del punteggio sarà pari a 0. In caso di difformità, ed era il caso che illustravo prima, vi sia una differenza tra quanto viene indicato se avete barrato il campo e quanto avete indicato nella parte descrittiva, prevale la parte descrittiva. Se non scrivete nulla nella parte descrittiva, il punteggio non verrà attribuito. Secondo, questo che ho appena esposto è il primo degli allegati obbligatori. Il secondo è il quadro logico del progetto. Le informazioni indicate in questo allegato sono molto importanti ed è per questo che è un allegato obbligatorio, perché contribuiscono per l'attribuzione del punteggio relativo alla congruenza dell'attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto. E il quadro logico deve essere compilato indicando quelli che sono gli obiettivi specifici del progetto e per ogni obiettivo l'indicazione di al massimo 3 risultati attesi, i principali risultati attesi per l'obiettivo, e in relazione a ciascun risultato vanno indicate le attività principali e i partner coinvolti nella relativa attività
la tipologia delle prestazioni dei soggetti esterni che siano coinvolti, eventualmente coinvolti, il periodo di svolgimento delle attività previste, le ore di attività e le risorse necessarie che si prevede di utilizzare per questo tipo di attività. Terzo allegato possibile, in questo caso è eventuale, nel senso che è la scheda partner, la scheda o le schede partner, come ricordiamo appunto. Questo modulo va compilato per tutti i tipi di partner, sia che essi siano co-beneficiari sia che non lo siano. Completa le informazioni, l'elencazione che è già richiesta in sede di compilazione online della domanda, ma quella non è sufficiente. Qui vengono effettuate altre indicazioni, in particolare se si tratta di partner co-beneficiari, qui in questi box che va indicato se si tratta la quota di contributo eventualmente concordata in capo al co-beneficiario. Ricordare, molto importante, questa scheda deve essere sottoscritta con firma digitale. Le informazioni sui partner poi sono completati con le indicazioni che possano essere date in maniera più discorsiva nel modello, nella prima parte della descrizione del progetto, nonché anche, come abbiamo visto prima, nel quadro logico. Quarto allegato eventuale è la procura, appunto, se non siete il legale rappresentante e date l'incarico a qualcun altro, dovete anche conferirgli la procura di farlo. La procura può essere una procura generale, perché in generale incaricate sempre quella persona di svolgere o assumersi determinate responsabilità in ordine all'ente o all'associazione, oppure una procura speciale, specifica per questo bando. La procura deve essere sottoscritta con firma digitale, quindi questo rende non necessario che venga allegato alcun documento di identità. E la procura deve essere compilata nel modello che noi appunto mettiamo a disposizione nell'ambito della modulistica. La firma digitale appunto sarà considerata valida se è basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto in base alla normativa vigente. E da ultimo, l'ultimo allegato possibile è il modello 23, cioè la copia scannerizzata dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del bollo di 16 euro, questa è la cifra, e del quale noi in questa slide ho riassunto le informazioni necessarie per la sua compilazione, ma comunque trovate anche sul sito proprio queste informazioni specificamente per la sua compilazione. Ovviamente se non siete esenti bollo, se siete esenti bollo lo indicherete nella domanda online e quindi non sarà necessario allegare questo allegato appunto. Gli errori più tipici che noi vediamo che avvengono più spesso: se nella domanda viene indicato nella domanda un contributo che non rispetta i limiti previsti dal bando, la domanda è inammissibile, per cui se viene richiesto un contributo inferiore ai 50.000 euro o superiore ai 100.000 euro, la domanda è automaticamente considerata inammissibile. E quindi attenzione quando compilate il piano finanziario che ci sia anche congruenza tra il suo risultato che esprime il fabbisogno del vostro progetto, e cioè la differenza tra il totale dei costi e il totale delle entrate, e quello che viene richiesto a contributo. Attenzione anche, noi chiediamo anche che abbiate attenzione nella compilazione del piano finanziario di tenere conto di quelle che sono le percentuali massime di alcune tipologie di spese ammissibili. Come accennavo prima, le spese generali di funzionamento, se direttamente riconducibili al progetto, sono ammissibili fino al 30%, altrimenti sono ammissibili solo fino al 10%. I beni strumentali sono ammissibili, l'acquisto di beni strumentali è ammissibile solo fino al 20%, le spese per il personale artistico-tecnico devono essere minimo il 50% dell'incentivo richiesto, le spese di formazione non possono superare il 5%, non sono ammissibili a contributo nella misura superiore al 5%. Allora,
Visto che i due allegati sono allegati obbligatori, nel senso che se voi non li caricate la domanda non riuscite a finalizzarla, e sono appunto il modello informazione, attribuzione e punteggi qualitativi e quadro logico. Se la fase patologica potrebbe essere in questo caso solo che venga caricato un file diverso, cioè se si sbagli nel prelevare dal vostro computer il file informazioni per l'attribuzione dei punteggi. In questo caso equivale alla mancanza chiaramente del documento e quindi la domanda è inevitabilmente inammissibile. Qualora sia caricato invece un file diverso, nel caso del quadro logico, altro allegato obbligatorio, anche qui purtroppo non si avranno tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio per la congruenza delle attività di questo criterio, il criterio numero 2 della seconda parte, e quindi 0 punti. Quindi molta attenzione a queste cose. Ricordo ancora, e queste sono meramente riassuntive, che anche qui va allegata la scheda partner, sottoscritta con firma digitale. Se non risulta allegata non è sufficiente, siccome contiene delle informazioni per la valutazione del partenariato, se è caricato un file diverso o se non è caricato nessun file, anche qui il punteggio non potrà essere attribuito per quel partner, ovvero quel partner non potrà essere tenuto in considerazione nella valutazione del criterio partenariato. E si ripeto, anche qui questa è una mera ripetizione, tra gli allegati ulteriori appunto è l'attestazione dell'avvenuto pagamento del bollo e della procura, che ripeto deve avere la firma digitale, quindi non è necessario allegare il documento d'identità. Attenzione, il bando anche prevede che il servizio possa richiedere delle integrazioni alla domanda di contributo quando, per esempio, le informazioni contenute negli allegati non siano del tutto chiare o siano parziali. Queste integrazioni però devono essere trasmesse entro il termine di 10 giorni, cioè il servizio può concedere un termine non superiore ai 10 giorni per la risposta. Se non perviene la risposta, permanendo i dubbi che hanno determinato la richiesta di integrazioni, purtroppo la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile. Io ho terminato, grazie per l'attenzione e buon lavoro.